Sono segnalazioni dove persone hanno perso tutto, dove si sono trovati da aver appena messo in piedi qualcosa di significativo a non aver più la possibilità di operare. Sono cose che toccano. Da un lato le cifre, dall'altro le storie. Dietro le centinaia di milioni di danni provocati dall'ultima ondata di acqua alta e mareggiate ci sono migliaia di vicende di persone che hanno subito danni alle abitazioni o alle proprie attività economiche. Anche la Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia si è mobilitata di fronte all'emergenza e si muove su un duplice fronte. Da un lato misure di sostegno agli operatori economici, dall'altro una serie di richieste specifiche alla politica nazionale e locale. Il credito lo facciamo da qua per quello che è possibile e per quello che comunque dovrebbe essere necessario, senza promettere ma poter agire immediatamente. Alla Regione è stato chiesto di poter fare il salto per quelle che possono essere cifre ben più importanti. E per quanto riguarda i comuni, chiaramente tassa rifiuti, tassa sulle insegne, tassa sui plateatici, la dichiarazione di fine mese dove ancora bisogna fare dei versamenti sull'IMU. Dunque, innanzitutto una linea speciale di credito a tasso agevolato per soddisfare richieste sino a 25.000 euro per la durata di 12 mesi. Ma poi la palla passa anche allo Stato fino ai comuni per stanziamento di fondi, proroga delle imposte dei tributi locali in scadenza e tutto quanto possa aiutare a rialzarsi un ampio raggio di territorio che passa per Venezia, Chioggia e le località del litorale. Vogliamo essere più vicini al mondo che poi è quello che con noi convive, cioè i residenti stessi, insomma chi abita al pian terreno a Venezia e si è trovato un metro di acqua in casa, lì non risolve niente né oggi neanche domani, perché poi l'acqua penetra e prima che si asciughino quei muri e uno ci deve vivere lì, quindi è una situazione dove penso che il più fortunato ha avuto sfortuna.